Mai soli è l'imperativo che accomuna molti primi cittadini della Marca in questo momento così difficile per tutti. Sono proprio gli anziani i soggetti più deboli, a maggior ragione quelli che abitano in comuni in cui la densità della popolazione non è così elevata, come a Pieve di Soligo, dove sono molti gli anziani ora soli che vivono nelle loro abitazioni in periferia. Campagne meravigliose che in questa fase di quarantena rischiano però di isolarli dal resto della comunità. E così il primo cittadino Soldana ha voluto sottolineare il lavoro incessante e sempre gratuito dei servizi sociali, ma anche dei volontari della protezione civile che continuano a far visita a questi anziani. Le nostre sono comunità che è vero sono sparse nel territorio ma che sono molto legate le une agli altri e questa rete sociale oggi paga anche da questo punto di vista. Gli anziani non sono stati assolutamente lasciati soli, stiamo cercando in tutti i modi anche con un numero apposito, il telefono amico, di dare risposta, di fargli percepire la spesa a casa, di fare in maniera che quella che è una vita che una volta era la quotidianità possa comunque continuare grazie al lavoro anche dei volontari. Molti di loro ricevono anche i buoni spesa messi a disposizione dal governo e nell'occasione di consegnare il buono o la spesa a casa viene tacitamente rinnovato quel contratto di solidarietà che da sempre caratterizza queste comunità. Solo così qualsiasi situazione di disagio, addirittura di possibile malattia, viene identificata immediatamente e gestita nel miglior modo possibile.